Ben ritrovati dal Giovanni Aloisio di Misilmeri. Un saluto da Nicolò Ciluffo in diretta sul canale YouTube di Sportisili per seguire la seconda giornata del girone A del primo Memorial Carmelo Bongiorno organizzato da Tony Bonuso, categoria Under 17. Si affrontano Academy, Panormus e Ciccio Galeotto. Ultimi check del direttore di gara che darà il via adesso alla prima frazione di gioco tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus. Poc'anzi la Fortitudo Bagheria ha battuto per 4-0 la Polisportiva Gonzaga, di fatto ipotecando la propria qualificazione alla semifinale del Memorial Carmelo Bongiorno. La categoria Under 15 invece è stata vinta nella giornata di ieri dal Palermo proprio in finale contro l'Academy Panormus. Primo calcio d'angolo della partita per la squadra in maglia rossa. Per non andarsene Alessi salta un paio di avversari e poi serve un compagno, è corto il suo suggerimento, quindi possesso recuperato dalla Panormus. Bravo Urso qui ad aprire, di nuovo incontro, ancora Urso, calcia dalla distanza, Branca in presa, Sparacino. È volato via il primo minuto di gioco, chiaramente 0-0 il punteggio tra le due squadre che sono entrambe a secco in classifica. Rispettivamente l'Academy Panormus ha perso contro la Fortitudo Bagheria all'esordio del torneo, mentre la Ciccio Galeotto ha perso contro la Polisportiva Gonzaga. Infatti in extremis è partita abbastanza equilibrata, poi l'1-0 è arrivato davvero negli ultimi minuti. Rimessa con le mani per il Ciccio Galeotto. Attualmente la classifica vede a punteggio pieno la Fortitudo Bagheria, segue la Polisportiva Gonzaga 3 punti e poi appunto a 0 sia Academy Panormus che Ciccio Galeotto, che hanno bisogno di 3 punti per sperare poi, in base ai risultati, agli incroci dell'ultima giornata, di poter accedere alle semifinali del prestigioso torneo. Qua Nobile con 10 sulle spalle è costretto a rientrare a servire ad Ornetto. Arena si appoggia, ancora Urso, prova ancora da fuori, troppo poco per far male a Sparacino, dunque rinvio dal fondo. L'occasione dell'ultima giornata, ovvero la terza del girone A, si affronteranno Academy Panormus e Polisportiva Gonzaga e Ciccio Galeotto contro Fortitudo Bagheria. In base al risultato che maturerà in questa sfida, chiaramente da tenere d'occhio di fatto entrambe le sfide per capire chi insieme alla Fortitudo raggiungerà le semifinali del torneo. Imbucata dall'Academy Panormus. Urso, Nobile cambia fronte, cerca Rinaldi che è un po' in ritardo, non arriva quindi sul pallone.
Rinvio dal fondo per il Ciccio Galeotto. Non gli dà la giocata, andare tu. Ora vai tu. Ora prendi, non gli dà la giocata. Prova a costruire dal basso. Bravo. Formazione in maglia bianca che si distende con Ferrigno che poi perde il contatto col pallone. Capa. Sei solo, gioco. Incontro. Gioco. Va prima. Solo, sei solo. Calma. Ancora il Ciccio Galeotto. Prova con Sciacca che viene chiuso sul più bello dall'ottima diagonale difensiva di Rinaldi che ha messo il pallone in out. Ghiotta la chance di fatto la prima della partita sui piedi di Sciacca. Sono passati 5 minuti di gioco, 0-0 tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus. Ora. Bravo. Vabbè, ancora Fede. Bravo. Fallo qui commesso di fatto in attacco dal capitano della Panormus Nobile. Dunque calcio di punizione per il Ciccio Galeotto. Gioca corto per Paolo Sciacca che va da un compagno vicino. Se ne va in mezzo a due. È stato davvero bravo Alessi, fermato poi al momento della conclusione. Giornata estiva a Misilmeri quest'oggi, tanto caldo, non è facile per tutte le squadre ancora in corsa cercare di esprimersi nel miglior modo possibile, visto il numero ravvicinato di partite da disputare, squadre che spesso si allungano, movimento figlio appunto una condizione fisica non ottimale per i motivi precedentemente elencati. Sciacca apre il gioco da Cosenza, che però non può arrivare sul pallone, quindi rimessa con le mani per l'Academy Panormus. Contemporaneamente a Terrasini, attenzione, intanto torniamo alla diretta perché l'Academy Panormus ha una ghiotta chance con la conclusione di Adornetto e la parata di Sparacino che non si è fatto trovare scoperto sul proprio palo di competenza. Dunque secondo calcio d'angolo della partita per l'Academy Panormus, tante maglie rosse dentro l'area di rigore, pallone sul primo palo, allontana Sciacca in qualche modo, poi Massimino prolunga la traiettoria del compagno. Dicevamo in contemporanea a Terrasini è in corso il girone B che vede protagoniste Renzo Lopiccolo, Accademia Sport Trapani, Costa Gaia Adelcam e Panormus. Bravo qui Urso ad andarsene e a servire Adornetto. Occasione per l'Academy Panormus sui piedi di Rinaldi che calcia da fuori. Troppo poco ancora una volta per impensierire Sparacino, che agilmente raccoglie il pallone terminato al di là rispetto alla linea bianca di fondo. Cambio pallone, era un po' sgonfio
quello precedentemente utilizzato. 10° minuto, 0-0. Ci si gioca tanto, ci si gioca la possibilità di arrivare quantomeno alla terza giornata con la speranza di poter staccare un passo per le semifinali del torneo. Memorial Carmelo Bongiorno, prima edizione, storico ex direttore sportivo del Calcio Sicilia, scomparso prematuramente qualche anno fa. Nella sua carriera, con la collaborazione con l'Empoli per quel che riguarda il calcio professionistico. Categoria Under 15 che è stata vinta dal Palermo in finale con l'Academy Panormus. Categoria Under 17 in corso quest'oggi. Domani le finali sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Quindi l'invito è quello di restare connessi per gustarvi di fatto semifinali e finale del prestigioso Memorial. Poi conclusione dalla distanza di Alongi, che ha provato l'effetto sorpresa. Pallone vicino al palo, difeso da Quartana. Di Maggio in pressione, recupera il pallone. Ancora Di Maggio, è circondato da maglie bianche, non riesce a ottenere granché. Poi ancora Academy Panormus, prova a calciare da fuori. Arena col destro, tiro deviato. Dunque può ripartire adesso il Ciccio Galeotto. Fallo commesso ai danni di Alessi, calcio di punizione per la compagine in maglia bianca. Massimino con la 10 sulle spalle, prova a dare un po' di estro, un po' di fantasia la manovra della sua squadra. Poi tiro da fuori, troppo poco per far male a Quartana, che abbranca in presa centrale e chiede ai suoi compagni di salire. Invio lungo per Di Maggio, è solo, sbaglia però il tocco di testa. Serve Urso. Di Maggio si appoggia, Urso non crede nel passaggio del compagno, dunque pallone gestito adesso dalla Ciccio Galeotto. Lungolinea, passaggio per Ferrigno, poi scarica. Guadagna calcio d'angolo il Ciccio Galeotto grazie alla corsa del proprio numero 7, che lascia poi la battuta del corner a Massimino. Anzi, va lui e va proprio dal 10 con il destro. Massimino scucchiaia al centro dove non trova però maglie amiche, quindi Alongi imbucata, non va a buon fine. Ferrigno sbaglia, un brutto passaggio Ferrigno. Break dell'Academy Panormus con Nobile che va da Di Maggio, troppo lungo il passaggio di Nobile, dunque chance sprecata per l'Academy. 14° minuto in corso, 0-0 tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus. Si distende adesso Ciccio Galeotto con Alongi, imbucata col mancino, ha provato poi Alberto Alessi, classe 2006, a sorprendere Quartana sul primo palo, pallone fuori e dunque rinvio dal fondo per l'Academy. Partita abbastanza equilibrata, si attacca da una parte e dall'altra.
squadre che pian piano si stanno un po' allungando e quindi gli spazi in campo aperto possono essere una chiave di lettura della gara. Ora vai su, Reginello. Ora vai su, Cristian, prendi quella accanto. Questa palla, Cristian, sei vecchio. Ma devi vedere. Di chiamata devi tenere. Ora, bravo. 10 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus. Adesso la squadra in rosso attacca con Nobile che sbaglia il passaggio per Adornetto, che si era buttato alle spalle della difesa del Ciccio Galeotto. Ancora break, Adornetto viene dentro al campo, prova ad andarsene in mezzo a due, fermato da Massimino, che poi va a lungo per Fazio. Controlla Fazio, prova a girarsi a campo qui Ciccio Galeotto per provare a distendersi. Sarà calcio d'angolo, il secondo, distanza ravvicinata. Si era liberato Ferrigno sull'auto di sinistra, non è stato servito però da Massimino, e dunque calcio d'angolo per il Ciccio Galeotto. Punteggio inchiodato sullo 0-0. Traversone sul secondo palo. È bravo Urso a fermare la chance avversaria. Se n'è andato Di Maggio. Di Maggio è tutto solo. Grandissimo recupero da parte di Ferrigno. Se n'era andato in campo aperto Antonio Di Maggio. Bravo Cristian Ferrigno a mettersi davanti col corpo a fermare l'avance avversaria. Il pallone messo in out per permettere tutte le cure mediche del caso. Chiede di più il tecnico dell'Academy a Di Maggio, che poteva certamente sfruttare meglio questa chance, nata quasi per caso. Attento, Raffa, attingi se la perde, dai. Dai, dai. Dal basso il Ciccio Galeotto. Alongi. Fazio. Ancora per Alongi. Si chiude il triangolo. Il numero 11 di punta e stile calcio a 5. Prova a rimbucare. Guadagna comunque calcio d'angolo. È il terzo della partita per il Ciccio Galeotto, che sta accelerando in termini di ritmo e intensità in questa fase della partita. Sul punto di battuta Massimino, classe 2006, numero 10 in maglia bianca. Cross sul secondo palo, pardon, sul primo, poi ancora rimane lì la sfera. Tiro da fuori deviato e contropiede Panormus con Di Maggio, che fa un lavoro eccezionale. Si distende la Panormus, pallone allargato sul binario Mancino. Sfiora il gol Adornetto. Era stato bravissimo Di Maggio a andare in là all'azione. Poi Adornetto ha calciato con il piede sinistro, chiede il calcio d'angolo. L'Academy Panormus non è dello stesso avviso il direttore di gara, dunque rinvia dal fondo il Ciccio Galeotto. Quando siamo nel 19° minuto di partita, attualmente in corso 0-0 tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus, per quel che è la seconda giornata del girone A del primo Memorial Carmelo Buongiorno, organizzato da Tony Bonuso. Facciamo un punto di quella che è un po' la situazione nel girone. Attualmente prima in classifica la Fortitudo Bagheria, quota 6 punti, segue la Polisportiva Gonzaga
Adornetto, portali dentro. indietro di tre lunghezze, poi attualmente di fatto a un punto sia Ciccio Galeotto che Academy Panormus. Entrambe avrebbero bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione Bravo. alle semifinali. Urso da fuori con il destro, pallone deviato e calcio d'angolo Vai, raga. per la Panormus. Semifinali che si disputeranno domani. Potrete seguire sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisili. (5:30) alla fine del primo tempo. Lo sfrutta a dovere il calcio d'angolo l'Academy Panormus. Prova ad andarsene in contropiede il Ciccio Galeotto, pallone allargato per Ferrigno che ha tanto spazio, viene fischiato però il fuorigioco a Ferrigno, che era davvero tutto solo, aveva anche tanto spazio per controllare, per alzare la testa ed eventualmente per battere Quartana. Di Maggio spizza di testa, non trova nessun compagno e quindi pallone raccolto da Sparacino. Occhio, bravo. Fallo, Ma impressione Di Maggio. Massimino. Monteleone. Si propone Ferrigno. Viene servito da Alongi. Poi sbaglia il passaggio per Alessi. Fallo commesso da Adornetto. Calcio di punizione per il Ciccio Galeotto nei pressi del cerchio di centrocampo. Monteleone entra al campo, poi imbuca per Alessi che non arriva, ancora Monteleone, pallone bello per Alongi, bravo Mattia Quartana, 2007, ad uscire con coraggio sui piedi dell'attaccante avversario. Di Maggio qua fa un grandissimo stop, si chiude il triangolo, Di Maggio stoppa col petto, mette giù col sinistro, punta, salta l'avversario, libera la conclusione di Urso che però perde un tempo di gioco ed è bravo Sparacino ad uscire con i piedi, poi ancora Urso, conclusione da fuori provata da Salvo Rinaldi che va ben lontana però dallo specchio della porta del Ciccio Galeotto. Qui la chance l'ha avuta e come l'Academy Panormus con il bel lavoro di Di Maggio. La palla per Urso che però non è riuscito a calciare perché ha perso di fatto un tempo di gioco fondamentale, quindi ancora 0-0 per la Ciccio Galeotto e Academy Panormus. Lo stiamo per entrare nel 24esimo minuto di partita, circa 2 minuti allo scadere più recupero, scadere della prima frazione di gioco. Calcio di punizione per l'Academy che guadagna metri. Pallone profondo, viene incontro Rinaldi, poi Urso svirgola un po' il pallone, bravo poi andarsene con un guizzo Ferrigno che ha servito a Longi, poi recupera l'Academy, pallone lungo per Adornetto che fa un gran stop, viene fermato sul più bello. Da fuori il tentativo di Federico Nobile
chiama il calcio d'angolo la panchina dell'Academy Panormus. Non è d'accordo il direttore di gara. Ultimo minuto della prima frazione di gioco, ancora 0-0 tra le due squadre che si affrontano nel match valido per la seconda giornata del girone A della categoria Under 17 del primo Memorial Carmelo Buongiorno, organizzato da Tony Bonuso, in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Ultima chance di fatto nella prima frazione di gioco, pallone un po' corto, è bravo Urso a leggerlo. Ancora Urso, vince un paio di contrasti, perdono, e poi troppo lezioso, perde un pallone sanguinoso con Alessi che fa altrettanto. Duplice fischio del direttore di gara. Primo tempo tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus che si chiude sul punteggio di 0-0. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per seguire in diretta dal Giovanni Aloisio di Misilmeri il secondo tempo di Ciccio Galeotto contro Academy Panormus.
Esce 2, entra 17, esce 9, entra 11. Vai. Bentornati in diretta dal Giovanni Aloisio di Missil Mary per il secondo tempo di Ciccio Galeotto contro Academy Panormos, una mini rivoluzione in entrambe le formazioni per dare un po' di energie e di forza fresca in vista degli ultimi 25 minuti della seconda giornata del girone A del primo Memorial Carmelo Bongiorno. 0-0 tra le due squadre. Si parte adesso. Primo pallone del secondo tempo gestito dal Ciccio Galeotto. Ecco la punta, vai, eccolo! Vai, vai! Il fatto che entrambe le squadre hanno cambiato più di metà degli effettivi per questo secondo tempo, Non è che la mattallare chi? per dare un po' spazio a tutti, in vista anche della terza giornata. Sorrentino Bravo, vai Danilo! rimessa con le mani per l'Academy. Ancora Sorrentino, mette in mezzo a cercare Tarantino, arriva prima di lui però la difesa del Ciccio Galeotto e quindi calcio d'angolo, il primo del secondo tempo in favore dell'Academy Panormus. Vai dentro, vai! Aspetta, Re! Vai! Vai! Sul primo palo il traversone che viene poi allontanato dalla difesa del Ciccio Galeotto. Monteleone prova ad uscire palla al piede. La formazione in maglia bianca che attacca da sinistra verso destra in questo secondo tempo. Attenzione all'imbucata per Sorrentino che però è in posizione di offside secondo il direttore di gara. Entrambe le squadre avrebbero bisogno di 3 punti per sperare nella qualificazione alle semifinali del torneo che andranno in scena domani, sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisidi. Attualmente già qualificata la Fortitudo Bagheria grazie alla doppia vittoria ottenuta rispettivamente nelle prime 2 giornate contro Academy Panormus e contro Polisportiva Gonzaga. Bravo! Veloce! In contemporanea a Terrasini si sta disputando il girone B. Poi la prima del girone A affronterà appunto la seconda del girone B e viceversa la prima del girone B affronterà la seconda del girone A. In questo modo si comporranno le 2 semifinali che daranno poi vita alla finalissima che decreterà la vincente per la categoria Under 17 del primo Memorial Carmelo Bongiorno organizzato da Tony Bonuso in memoria dello storico ex direttore sportivo del Calcio Sicilia. Categoria Under 15 che è stata invece vinta dal Palermo in finale sull'Academy Panormus. L'ultima giornata del girone A, Academy Panormus affronterà la Polisportiva Gonzaga e il Ciccio Galeotto disputerà la propria ultima partita contro la Fortitudo Bagheria. Chiaro che un pareggio di fatto manterrebbe entrambe in corsa in vista della terza giornata, pur vero che tutti i favori del pronostico
sarebbero in quel caso in favore, pardon per il gioco di parole, della Polisportiva Gonzaga, che ha già 3 punti in classifica rispetto al solo unico punto che sta maturando in questa giornata per Accademia Panormus e Ciccio Galeotto. 30° in corso, 0-0 tra le due squadre. Quartana raccoglie il pallone. Tarantino prova ad andarsene, Tarantino con il destro, e questa di fatto la prima grande vera occasione della partita sui piedi di Andrea Tarantino, classe 2006. Si è opposto Sparacino con il corpo, quindi si resta sullo 0-0 a 20 minuti al triplice fischio. Pallone messo al centro dell'area, dove Foresta raccoglie e spalla alla porta, deve inventare una giocata, prova col tacco, non trova però nessun compagno, quindi mette fuori il Ciccio Galeotto, quindi rimessa con le mani per l'Accademia Panormus. Calcio d'angolo per la Panormus, che sta alzando i giri del motore, galvanizzato anche dall'occasione avuta in precedenza da Tarantino. Marco, non li fai ripartire. Cross dentro l'area di rigore, era tutto solo un calciatore dell'Academy che non è riuscito però a battere a rete. Di fatto la seconda ghiotta chance nel giro di pochi minuti per la Panormus. Ancora Tarantino, non vince il duello, quindi Massimino finta e va via. Spazza in qualche modo la difesa del Ciccio Galeotto. Il pallino del gioco adesso è tenuto stabilmente dall'Accademia Panormus, che qui si prende un bel rischio sulla pressione di Galeotto. Entrambi i difensori centrali della Panormus hanno corso un rischio, poi Sorrentino di testa, bravo ad appoggiare per un compagno che però spazia, dunque pallone raccolto da Sparacino. Vai Dani. Mette fuori in sicurezza Foresta, così regalando di fatto la rimessa con le mani al Ciccio Galeotto. 33:03 sul cronometro, 0-0 tra le due formazioni. Si stanno affrontando quel di Piano Stoppa a Misilmeri, nel centro sportivo Giovanni Aloisio. Manto Roboso in perfette condizioni. Tu devi salire. Rosato converge, sbaglia il tocco però Galeotto viene fermato con le buone secondo l'arbitro. Poi Sorrentino commette fallo, invece no, ha un po' spintato il proprio avversario. Sorrentino rientra sul mancino, poi conclusione troppo sul primo palo di Sorrentino, che poteva fare certamente meglio in questa circostanza. Si era liberato bene, poi probabilmente avrebbe potuto cercare un compagno all'interno dell'area, invece ha preferito calciare col mancino. Conclusione però sterzata e rinvio dal fondo
per il Ciccio Galeoto. Boh, ma hai ragione. Pallone comunque già recuperato dall'Academy. Si propone sempre Sorrentino su quella fascia. Il pallone stavolta non giunge a destinazione. Break del Galeoto. Di prima. Calma. Sabella. Sfida tra numeri 4 alla meglio Foresta che finisce giù e guadagna calcio di punizione. Scusa, maledetta a me. Aldo, c'è una pigliare all'Aldo. Io sono macio, mi sono da Arena. Cerca Rosato. Ma via con un guizzo Rosato. Entra dentro l'area. Ancora Rosato. Spallata vincente del proprio avversario di turno che mette una pezza. Ancora Arena. Può liberare il destro. Preferisce appoggiarsi da Sorrentino che calcia col piattone. Male. Rinvia dal fondo per il Ciccio Galeoto. 36esimo, 0-0. Al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Pizzico di ritardo rispetto alla tabella di marcia. 12:57. Questo l'orario. Match che sarebbe dovuto finire alle ore 13. Manca ancora più o meno 15 minuti più recupero. Attenzione all'Academy Panormus che prova a far male con Tarantino, che però non riesce a calciare nel migliore dei modi. Questi ostacolano due compagni di squadra e possibilità per il Galeoto di distendersi in contropiede con Mormino. A campo Mormino si appoggia da Galeoto che imbuca, poi palla per il 13 che va per vie centrali. Non riesce ad uscire l'Academy. Bravo poi Massimino ad inventare. Finisce giù, contatto dentro l'area di rigore dell'Academy. Non c'è nulla secondo il direttore di gara, quindi si distende ancora l'Academy Panormus con Arena. Si spintolano qua due calciatori. Poi Rosato alla meglio. Può calciare con il destro. Rosato apre troppo rispetto allo specchio della porta, difeso da Sparacino. Nulla di fatto dunque. Ghiotta chance qui per la Panormus con Rosato che ha colpito di mezzo esterno, non centrando lo specchio. Poteva far meglio qui il 17. Ancora Academy, sembra averne di più. Adesso la formazione in rosso. Zito. Arena. Va da Rosato. Poi ancora Arena. Prova ad andarsene via. Alla palla sul mancino. Arena calcia! E fa un grandissimo gol. Salvatore Arena. Ciccio Galeoto 0. Academy Panormus 1. La sblocca al 39. Arena. La sblocca la Panormus. Un gol importantissimo in chiave qualificazione per l'Academy Panormus, che sembrava stare meglio in questa fase della partita. Ha trovato il gol con un gran guizzo, pardon. Pallone poi calciato col mancino a scavalcare il portiere avversario quando mancano circa 11 minuti al triplice fischio più recupero. L'Academy è attualmente a 3 punti nel proprio girone di competenza. Academy che ha agguantato in classifica la Polisportiva Gonzaga, entrambe a 3 punti. A 6 la Fortitudo, a 0 attualmente il Ciccio Galeoto, che ha perso anche la prima partita proprio contro la Polisportiva Gonzaga. Se ne va ancora Rosato, uno dei più ispirati in questa fase di partita. Palla per Sorrentino allargata, 1 contro 1, calcia col sinistro, deviazione
Pallone che dà un bacio al palo, comunque che lo sfiora e rinvia dal fondo. Nell'ultima giornata, attenzione perché l'Academy Panormus affronterà proprio, attenzione, torniamo intanto in diretta perché c'è Tarantino che con il destro spaventa Sparacino. Dicevamo nell'ultima giornata, ovvero la terza, si affronteranno Academy Panormus e Polisportiva Gonzaga. Se dovesse finire così, entrambe le squadre si giocheranno di fatto l'accesso in semifinale, ma Ciccio Galeotto non ci sta e proverà fino alla fine a rientrare in partita e di fatto a rientrare e a riaprire il discorso qualificazione, anche se, lo ripetiamo, l'Academy sembra stare meglio, sta gestendo il pallino del gioco in questa fase della partita. Mancano 10 minuti scarsi allo scadere 0-1 il punteggio, cambiato pochi istanti fa. C'è un calciatore a terra del Ciccio Galeotto. Continua a giocare l'Academy con Sorrentino in grande spolvero. Pallone deviato e rimessa con le mani in zona comunque offensiva per la formazione di Giuseppe Sala. Resta in zona bandierina la Panormus. Non ha alcuna fretta adesso la formazione in maglia rossa di accelerare. Sorrentino alza un semicampanile, ci fionda Arena che la spizza di testa, conclusione poi tentata da Rosato, ancora poi Sorrentino, pallone deviato, rimane lì, deviazione stranissima e pallone in calcio d'angolo. Grande occasione poco fa per l'Academy Panormus con Rosato, il cui tiro è stato murato dalla difesa del Ciccio Galeotto. Altro calcio d'angolo, altro giro dalla bandierina per l'Academy. Cross, esce il portiere, il pallone rimane lì. Occasionissima qui per l'Academy, un'altra si aggiunge al numero abbondante delle potenziali palle gol non concretizzate dall'Academy Panormus, che sembra davvero stare meglio in questa fase di gara. Sorrentino entra al campo, converge col mancino, pallone che va vicino al palo della porta difesa da Sparacino. Prova Rao ad intervenire, ma in suo soccorso Sorrentino. Arena alza il pallone, Sparacino la fa sua. Va in pressing Sorrentino, vince il duello, guadagna rimessa con le mani, non secondo il direttore di gara, quindi chance per il Ciccio Galeotto con Massimino che alza il pallone. Ancora Massimino, stoppa imbucata, cercare la corsa di Mormino che però non può arrivare, e quindi ancora Galeotto con le ultime energie nel serbatoio. È bravo qua Mattia Quartano, il portiere classe 2007, a chiamare la palla e a farla sua, anche salire adesso i suoi compagni. Si autolancia Tarantino, poi deviazione, l'ultimo tocco è il suo e quindi rinvio dal fondo per il Ciccio Galeotto.
5:30 circa, allo scadere 0-1 in questo match valido per la seconda giornata della categoria Under 17 del girone A del primo Memorial Carmelo Bongiorno, organizzato da Tony Bonuso. Rosato entra dentro l'area, esce poi Sparacino, Rosato lo anticipa, punta il portiere, Rosato col mancino in mezzo, non arriva per questione di centimetri. Rao all'appuntamento con il gol e poi ancora Rao, scarica per Sorrentino, non arriva il 18. Arena, l'autore del gol della perla che sta decidendo fin qui la partita. Rosato, toccato duro, calcio di punizione, secondi che passano, secondi preziosi per l'Academy Panormus che è in vantaggio. Va Biscari a prendersi il pallone con la 6 sulle spalle, pallone che in realtà manca in questo momento. Sul punto di battuta c'è Biscari, c'è Rosato che è a terra, vedremo chi andrà a calciare verso la porta di Sparacino. Academy Panormus che è attratto giovamento dalle numerose sostituzioni effettuate dal tecnico a fine primo tempo. Tanta forza fresca, tanta energia che ha di fatto poi incanalato la partita sul proprio binario di competenza. Approfittano i calciatori per prendere un po' d'acqua, per dissetarsi vista la alta temperatura al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Sul punto di battuta proprio Andrea Biscari, la maglia numero 6 sulle spalle, ne mette 2 in barriera, anzi 3. Sparacino che posiziona meticolosamente la barriera, 4 passi per Biscari, 4,5. Rincorsa del numero 6 che fa girare il pallone, lo aspetta Sparacino e lo abbraccia, poi è fortunato nel rilancio il portiere del Ciccio Galeotto. Con le ultime energie la squadra in maglia bianca, è bravo Zito a fermare l'avance avversario, a mettere in fallo laterale. Bondi mette il pallone fuori, è rimasto giù Massimino dopo un contatto nei pressi dell'area di rigore dell'Academy Panormus. 47-34 sul cronometro, 2,5 circa allo scadere, ancora 0-1 tra le due squadre che si stanno giocando una fetta di qualificazione alla semifinale del primo Memorial Carmelo Bongiorno. Dovrebbe restituire il pallone adesso Academy Panormus al Ciccio Galeotto. Si riprende a giocare quando manca 1,30 circa al triplice fischio. Ultime speranze per il Ciccio Galeotto. Zito alza il pallone a cercare la corsa di Rosato. Rosato spallata e va via nei pressi della bandierina. Rosato rientra sul destro, prova a prendere il tempo all'avversario, guadagna calcio d'angolo. Rosato molto bravo qui, il 17 guadagna secondi e anche la possibilità di comunque chiudere di fatto in attacco. Siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, vedremo la segnalazione del recupero se arriverà da parte del direttore di gara.
ultimi sgoccioli di match. Calcio d'angolo battuto, pallone che si alza troppo poco e troppo lontano dallo specchio della porta. Si perde anche il pallone, si perdono anche secondi. Adesso 2 palloni in campo. Dal basso il Ciccio Galeotto. Qua break di Rao. Ancora Rao, Fabrizio di punta a cercare Rosato che si gira in un fazzoletto, calcia, non trova lo specchio, calcio d'angolo e 1 minuto di recupero segnalato dal direttore di gara. Quindi con ogni probabilità l'Academy Panormus chiuderà il match in attacco. Ultimi secondi di partita che stanno volando via. 0-1 tra Ciccio Galeotto e Academy Panormus in questa gara che chiude la seconda giornata del girone A del torneo Under 17 Primo Memorial Carmelo Bongiorno, organizzato da Tony Bonuso, in diretta sul canale YouTube di Sport Isili. Anche domani semifinali e finale. Dunque l'invito è quello di restare connessi per gustarvi le ultime partite del trofeo in memoria dell'ex e storico DS del Calcio Sicilia. Triplice fischio del direttore di gara. L'Academy Panormus batte per 0-1 il Ciccio Galeotto grazie al gol di Arena da Nicolò Ciluffo. È davvero tutto, un ringraziamento per averci seguito, alla prossima.